Impresa della San Cataldese che spugna il campo della Vibonese con un netto 0-2, firmando uno dei risultati più significativi della giornata. Una vittoria pesante sia per il morale che per la classifica che rilancia le ambizioni di salvezza dei Verde Amaranto. La gara si sblocca al 23esimo quando Rozzi trova la rete del vantaggio, indirizzando subito il match sui binari favorevoli agli ospiti. La Vibonese prova a reagire ma fatica a trovare spazi contro una San Cataldese ben organizzata. Nella ripresa arriva l'episodio che chiude definitivamente i conti. Al 56esimo calcio di rigore per gli ospiti e cartellino rosso per Marchetti, che lascia i suoi in inferiorità numerica. Dal dischetto è glaciale Russo che firma il raddoppio e mette in cassaforte il risultato. Con questo successo la formazione guidata da Campanella risale al terzultimo posto in classifica raggiungendo quota 27 punti. Un balzo in avanti importante che consente ai siciliani di lasciarsi alle spalle di Tre Lunghezze il Messina, attualmente in zona retrocessione diretta insieme al Paternò. Situazione sempre più delicata invece per la Vibonese, che dopo questa sconfitta scivola nuovamente nella zona calda della classifica e vede complicarsi il proprio cammino verso la salvezza.